quando fa così faccio nulla. Accende la lampadina, Questa è la cantina. Sì, perché loro la cantina loro piacciono così. no, se volevi fare Ok. se volevi Poi dopo la torno. di Bianco siamo tutti di là. Un camper. Va a vedere poi se è aperta Ecco. la porta. Topolino. Vieni con la nonna, dai. No, il topolino mi sa che non viene. Abbiamo un elemento. Là, questa sarà la tua stanza dei giochi, Gianluca. La luce di qua, che accende lì. La tua stanza dei giochi. Questa posso anche lasciare spenta. E poi questa. Questo è l'ingresso principale. Sì. Allora, Teo, fai così. Fai l'ingresso principale con la verandina nostra, che dici che dove ci sono i vasi, quindi viene chiusa. Mhm. Poi torni qua. I vasi sono confini di proprietà. Questo è l'ingresso principale. Da qua si va su in casa, come avrà capito, e questa diciamo sarà la tavernetta, che è immensa, nel senso che, È un soggiorno con angolo e cottura. guarda, con la tavola bella, così come ce l'hanno loro, e qua c'è lo scalino, bellina Teo? A me piace. Vero? Anche a me. L'unica cosa sono le camerette su, che per me sono un po' piccole, ma Sono piccoline, questo è vero. col discorso Però stavo dell'armadio. pensando che io esatto, mi aspettavo di non avere spazio. Poi qua si esce così, facciamo un giro così che li raggiungiamo e lui vede anche il giardino. Da qua si esce, fagli vedere la porta. E questo è il fuori. Poi bello il cancello, mi piace le inferriate così, pensavo ci fosse una settina, tipo, e invece è molto bello. Questo è il cancello, e gli fai vedere il casuplino e tutto il giro. Beh, c'è una gallina, oh. È quella di Napoli. Senti che pace, fagli l'inquadratura, il garage, opla, servizio completo, Certo, c'è la gallina. Poi un po' di pergolato, Sì, la gallina. che meraviglia. Penso che verrà là. È è compreso. Appartamento, quindi